Questa è la storia di Piazza dei Signori, ci troviamo a Padova. Nel 1343 il signore di Padova Ubertino da Carrara fa demolire un antico quartiere che si trovava tra la chiesa di San Clemente e la torre d'accesso della sua reggia in costruzione, creando questa piazza per rappresentare la signoria e ospitare tornei. Nel periodo di dominazione milanese tra il 1388 e il 1390 viene così danneggiata che viene chiamata Piazza della Desolazione. I veneziani conquistano Padova e negli anni 20 del 400 riparano la piazza facendola diventare il palcoscenico della città, allestendoci scenografie temporanee per gli eventi più importanti. Viene per questo chiamata all'epoca anche Piazza dei Trionfi. La torre dell'orologio venne rinnovata a partire dal 1426 e nel 1531 viene aggiunto l'arco trionfale progettato da Giovanni Maria Falconetto, ispirato all'architettura dell'antica Roma. Ai lati, tra il 500 e il 600, vengono realizzati il Palazzo del Capitanio per ospitare il governatore militare veneziano e il Palazzo dei Camerlenghi per i magistrati finanziari della Serenissima. Tra il 1491 e il 1535 viene costruita la Loggia del Consiglio, cui si riunivano i più importanti esponenti della nobiltà padovana per l'amministrazione quotidiana della città. Viene poi usata come comando militare durante la dominazione austriaca, venendo chiamata Loggia della Gran Guardia. Sulla base cinquecentesca del pennone Reggi Vessillo è inciso il braccio padovano, unità di misura dell'epoca, e sono raffigurate tre delle quattro virtù cardinali: fortezza, temperanza, giustizia e prudenza andata perduta. Che questa sia la bilancia assente sull'orologio perché mancava la giustizia è solo una leggenda. La piazza in origine era pavimentata con mattoni disposti a spina di pesce, sostituiti progressivamente a partire dal Settecento con le lastre di trachyte uganea che vediamo oggi. Qui si trovava un pozzo monumentale decorato con colonne di marmo e palle di cannone, rimosso nel 1785. La colonna marciana è del 1787, il fusto e il capitello sono di epoca romana, mentre il leone marciano è stato distrutto durante la dominazione francese e rimpiazzato da una coppia nel 1870. I busti di San Prosdocima e San Antonio, murati durante l'occupazione napoleonica, negli anni 90 dell'Ottocento vengono ripristinati, scoprendo che i francesi avevano disegnato di baffi col carboncino a San Antonio per deriderlo. Nel 1848, sotto dominazione austriaca, dopo un discorso di padre Alessandro Gavazzi, diventa centro dei movimenti popolari anti-austriaci e viene rinominata Piazza Pio IX. Diventa poi Piazza Unità d'Italia dopo l'entrata del Veneto nel Regno d'Italia e infine in epoca fascista le viene ripristinato il nome storico.